Sì, infatti è una squadra che abbiamo incontrato più volte, sono i campioni in carica, si sono sempre dimostrati un'ottima squadra più di una volta. Purtroppo le situazioni certe volte anche in campionato ci hanno detto male, però questa volta ha vinto proprio la voglia di essere squadra, ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Purtroppo il campionato ci sono anche Mister Jeff che è un'ottima squadra, però per la Coppa ci abbiamo creduto fino alla fine e ce la siamo meritati. Oggi per noi l'unico obiettivo era vincere e l'abbiamo ottenuto. Complimenti alla squadra avversaria perché sono stati ottimi, ma ancora più complimenti alla nostra squadra che sono stati ottimi, hanno fatto una partita perfetta anche se gli ultimi minuti più sofferti, e un complimento grande al nostro allenatore. No, assolutamente sì, la lettura è perfetta, nel senso che diciamo che, come ho detto prima, noi puntavamo la Coppa, per noi la Coppa era importante, ma non era da meno il campionato, però il campionato ci è stato, diciamo, da lezione per poter inquadrare meglio la squadra avversaria. L'Ucraina fa un ottimo gioco, abbiamo preso una sconfitta abbastanza pesante, però è servita all'allenatore e a noi squadra per capire quali sono i nostri difetti, ma allo stesso tempo i difetti anche della squadra avversaria. E quindi abbiamo approfittato di questi difetti, infatti oggi abbiamo dimostrato che il gioco che loro hanno fatto in campionato non l'hanno fatto oggi e noi abbiamo vinto proprio su questa tattica qua. Diciamo che, come ho detto, per noi importante era, l'obiettivo era la Coppa, perché comunque il campionato sta andando come sta andando, però non era tanto per l'obiettivo di andare poi a fare un torneo e confrontarci con squadre altrettanto più forti, ma diciamo è stato più che altro un trionfo nostro come squadra per la fatica che ci abbiamo messo, perché negli ultimi anni abbiamo faticato, non abbiamo il primo anno, adesso mi sembra che è il secondo o terzo anno che noi facciamo il torneo, il terzo anno. Il primo anno era inizio per noi, io giocavo con un'altra squadra inizialmente, ho iniziato col Maccabi 3 anni fa, piano piano la squadra si è modificata, l'allenatore ha fatto degli innesti importanti, poi la cosa importante è che siamo tutti amici. Abbiamo lavorato su questo, abbiamo puntato alla Coppa, adesso che abbiamo raggiunto questo obiettivo, ecco adesso e niente, lavoreremo su questo. Per quanto riguarda l'organizzazione è impeccabile, è un torneo bellissimo. Difetti diciamo un pochino sulla terna arbitrale, perché certe volte capiamo che non sono degli arbitri proprio professionisti, ma sono persone che comunque lo fanno per hobby, come noi giocatori non siamo giocatori professionisti, però un briciolo di attenzione in più sui fuorigioco, ecco, che sono spesso motivo di discussione. Grazie a Paoncello, in bocca al lupo per il viaggio ad Alba. Crepi.